Un appartamento a Rimini, vista mare, con 8 posti letto, 3 bagni, un sogno da realizzarsi versando una caparra da 420 euro attraverso bonifico bancario, il 30% del totale dell'affitto per una settimana di ferie e festa nei locali della Riviera Romagnola. L'offerta pubblicata sul sito di annunci eBay era di quelle da non lasciarsi sfuggire. Peccato però che dietro nascondesse una truffa. Il sogno di 2 ragazzi di Cimadolmo di 20 e 21 anni si è infatti trasformato in un incubo quando sono giunti nella località balneare. All'indirizzo segnalato dall'affittuario via Parrilla a Rimini risiede una donna che non ha potuto che spiegare ai 2 ragazzi che loro erano solo le ultime vittime di un raggiro con ormai decine di casi simili in tutta Italia. Ad essere denunciati dai carabinieri di San Polo per truffa i responsabili del raggiro 2 fratelli milanesi di 43 e 40 anni ed un portoghese residente a Milano di 33 anni. Una truffa consumata su internet, avevano pagato una somma di denaro, 420 euro, facendo un bonifico bancario su una carta prepagata PostPay. Poi quando sono giunti a Rimini, l'amara sorpresa, la casa era occupata dai reali proprietari e erano stati vittime, insieme ad altre persone, di una truffa consumata e costruita ad arte. Intanto di accertarsi prima di effettuare un bonifico procedendo ad un sopralluogo dell'abitazione, in questo caso facendosi mandare le foto degli interni o anche le foto dall'esterno, ma soprattutto quello di fare una serie di verifiche, di richiamare anche le persone anche con nomi diversi, perché potrebbe essere questo uno dei modi attraverso i quali scoprire queste truffe che vengono architettate.